Buon pomeriggio amici di Sportisi, inizia la stagione del Palermo Futsal Club, inizia sul campo del Palagrimaudo di Alcamo contro il Jason, squadra esordiente in questo campionato. 2, Franco sul secondo palo! E blocca lui! E si è il primo gol stagionale del Palermo Futsal Club! Catania, inserimento perfetto sul secondo palo, 0-1. Franco punta, va sul destro, salta tutti, Franco calcia! E poi il palo di Udine, ma che inizio di rosanero! Poi palla al dentro! E sbutta, Lorenzo Chinnici! Fa 0-2, inserimento magistrale e Mancino sotto l'incrocio. 0-2 il risultato, l'abbraccio, poi anche in fase difensiva. Nel frattempo si riscaldano Vivarelli, Pisani e Gennaro. Poi Eterno calcia! E la riapre subito il Jason. Errore di posizionamento di Toni in questo caso. Ed è 1-2, aperta più che mai la sfida. Rischia tanto qui Chinnici, poi palla ancora in mezzo! Ed è il coraggio del Jason. Con la rete deve penetrato la mia. E fa 2-2 e dunque l'ha veramente riaperta più che mai a centrale da Capitan La Fiura. 1-2 Chinnici, se calcia, c'è largo Nicchia, prende Nicchia addosso d'Orlando, poi passaggio verso Chinnici, se va sul suo mancino, lo fa infatti, poi si ferma sterzata. Chinnici va sul mancino, scivolata di Fomoso, Chinnici, c'è il taglio di La Fiura che solo serve Nicchia, in mezzo per La Fiura, il capitano abbraccia la dirigenza, presenta il Palagrimaudo, grande palla di Nicchia, e poi chi se non il leone di questa squadra, Vito La Fiura. 3-3 nel corso del secondo tempo, cerca di scambiare come non riesce, Figlia calcia, quel palo sembrava battuto Faia, perché dura prova Faia che risponde benissimo. La Fiura, Nicchia punta la difesa, molto rapido, Nicchia vuole dentro, si presenta così, Riccardo Orlando, l'abbraccio con tutti ed è 3-4. Eterno per Milazzo di prima, Figlia 1-2, giocano benissimo, calcia e Faia sul primo palo, chiude la porta, buon ingresso anche per Faia. Mazzareno Franco, contropiede per Lopez, inventava il gol, ancora una volta quei 16 centimetri con la punta, ci ha provato, ma che palla di Franco. Franco ancora per Nicchia, va in anticipo, scambia Franco, Nicchia ancora, calcia! Aveva tutte le specchie, non ha trovato la porta. Riecco in campo Chinnici al posto di Nicchia, dunque Lopez centrale con Chinnici laterale, poi Figlia riesce a passare il pallone con il destro di Milazzo e Faglia respinge benissimo. La Fiura avanza, La Fiura col mancino, Orlando mette la mano, calcio d'angolo, punta Chinnici, lo salta Franco, terribilmente difensivo, Franco per Gennaro, finalmente Gennaro a 3-5, ma che cioccolattino ha dato Franco, che cioccolattino. La russa insegue Chinnici, palla dietro per Faia, si concede anche un dribbling molto rischioso, poi sbaglia infatti il tocco, riesce comunque ad arrivare Gennaro, Catania con l'esterno, Pisani punta, calcia Pisani e poi la respinta di Orlando, riesce a intercettare, poi Catania con Pisani in mezzo a due, Pisani passa, la tocca per Catania, apparecchia poi per la conclusione, parte Orlando, si riparte della russa che salta Chinnici, è molto largo, calcia, prende Gennaro, poi Chinnici intercetta e riparte a 1000, è un 2 contro 2 adesso, Pisani al centro, Gennaro, Catania per Pisani, palla che non passa, questione veramente di pochissimo, ancora Catania, poi che Chinnici, poi Gennaro, la palla non entra, ma veramente incredibile, c'è appena visto, Riparia con destro, Faia, non c'è veramente un momento neppure per prendere fiato, poi Riparia commette un brutto fallo. La Fiura, lo si calcia, La Fiura! E poi Orlando sul primo palo, bravissimo a rimanere in piedi fino all'ultimo e non scegliere di distendersi sul secondo palo.
Chinnici apparecchi ancora per la Fiura che cerca la punta, e c'è Franco che chiede il pallone. La Fiura spalla alla porta, vediamo cosa fa. Prova il passaggio, ma va bene così, perché vince 3-5 il Palermo Futsal Club. L'esordio è perfetto nella nuova categoria. La C2 si apre con i 3 punti del Palermo Futsal Club.